Consuntivo di fine anno delle attività della Questura di Agrigento, dove il questore Auriemma ha esposto il lavoro fatto durante il 2018. Dati in calo rispetto alle attività criminali del 2017, segno che la provincia di Agrigento ha acquisito un maggior livello di sicurezza. Focus anche per le attività di sensibilizzazione svolto presso le scuole, le istituzioni e i centri commerciali, con progetto Scuole Sicure, un programma di incontri in ben 13 istituti scolastici della provincia per promuovere la cultura della legalità, la prevenzione dello spaccio di stupefacenti e del bullismo. Un bilancio di fine anno, potremmo dire che la provincia di Agrigento, dai dati che lei ha ben relazionato, è una provincia più sicura e più tranquilla. Dall'attività, chiaro, si fanno resoconti negli ultimi giorni dell'anno e questo è un motivo per quanto riguarda l'istituzione che rappresento, ovviamente di trarre un bilancio che è assolutamente più che positivo. Passiamo dalle oltre 400 macchine in più, pattuglie in più sul territorio predisposte nella città di Agrigento e anche a quelle che abbiamo fatto nelle sedi dei commissariati. Questo ha consentito ovviamente un'attività di prevenzione, un'attività di visibilità da parte nostra e che chiaramente il cittadino ha percepito e non mancano occasioni anche di apprezzamento da parte dei cittadini quando li incontriamo per strada. Il risultato anche dal punto di vista della risposta per quanto riguarda i fermi e gli arresti si è raggiunti a un dato che è il 30% in più rispetto all'anno precedente, ciò significa che anche dal punto di vista dell'attività informativa e investigativa, col supporto ovviamente dell'autorità giudiziaria interessata, non solo di Agrigento ma anche di Palermo, ha consentito di poter assicurare alla giustizia delinquenti, in qualche caso anche pericolosi criminali, mi riferisco all'operazione fatta dalla squadra mobile nel novembre scorso nel Ponente cittadino. A questo si aggiunga altresì, se mi è consentito, anche dire l'attività di formazione e di informazione che è stata fatta presso gli istituti scolastici per quanto riguarda l'uso e abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti e quindi con la partecipazione a progetti con il centro antiviolenza per quanto riguarda il coinvolgimento di tutti, diciamo, noi nella difesa delle famiglie, dei minori, delle donne, oppure con l'azienda sanitaria provinciale per quanto riguarda i corsi di formazione presso gli istituti scolastici, con la presenza anche dei nostri medici, non solo dei nostri operatori e anche con l'unità specialistica della Polizia di Stato, mi riferisco ai cinofili che spesso abbiamo utilizzato in più occasioni davanti agli istituti scolastici. Questo per dare un messaggio di positività alla nostra città, poter lavorare in termini di tranquillità, di poter raggiungere serenamente i nostri obiettivi e a questo è ovvio c'è stato anche tutto il fronte che ha riguardato la migrazione sul nostro territorio che ha assistito sull'indicazione di carattere nazionale a un netto calo rispetto all'anno scorso, ma questo ha comportato comunque un'attività di presidio delle coste, un'attività di presidio su Lampedusa dove comunque sono state movimentate oltre 7.000 persone da Lampedusa sulla costa per i vari centri e a questo ha dovuto comportare necessariamente un impiego delle forze di polizia presenti sul territorio, non solo della Polizia di Stato ma anche dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Carabinieri di Porto ai quali in questo momento ovviamente va il mio augurio più sentito per il 2019 e anche il ringraziamento per quello che è stato fatto. Oltre a Agrigento, Licata e Favara sono i centri che maggiormente attirano la vostra attività anticrimine? Ma sull'Icata il dato che emergeva, che abbiamo riferito, sui quali ci sono delle attività informative e investigative in corso, non solo da parte del commissariato di Licata e della squadra mobile, ma anche dell'Arma dei Carabinieri, per quanto riguarda ovviamente il dato che più si è evidenziato, che è quello degli incendi e dei danneggiamenti, che su un totale di circa 180 in tutta la provincia, almeno dai dati che avevamo fino al 10 di dicembre, e poi ne sono successi altri purtroppo nei giorni scorsi, circa il 30% si è verificato sull'Icata. In tanti casi, come viene riferito, è riferito a screzi, capricci, questioni di carattere privato, in altri ovviamente stiamo cercando di capire se ci sono altri tipi di interessi, tenuto conto che si sta tentando di far emergere anche da parte delle coscienze cittadine il rivolgersi alla Polizia di Stato. Abbiamo partecipato a un convegno come divisione anticrimine sull'usura o sull'estorsione e i dati purtroppo che emergono sono assolutamente negativi, cioè non abbiamo segnalazioni, non abbiamo denunce, ciò non significa che non stiamo lavorando. Su Favara è ovvio c'è stato un omicidio riconducibile a fenomeni di carattere
mafioso nella primavera scorsa, l'8 marzo, che collega molto probabilmente insomma, la nostra attività di presenza sul territorio sulle quali insomma, è in corso una attività e ci auguriamo che possa nel breve tempo trovare una risposta positiva, perché è coordinata dalla Procura della Repubblica, per cui su questo insomma, ovviamente aspettiamo i risultati.